Assessore, possiamo dire oggi qualcosa di importante per quanto riguarda la sicurezza stradale a cavallo dell'ex provincia di Udine e Gorizia? Sì, esatto, un intervento che non è strutturale, nel senso che non cambia la configurazione delle strade, però va a mettere in sicurezza un incrocio che ha evidenziato comunque problematicità di visibilità alle macchine che cercano di immettersi nella strada principale, così come appunto nuovi asfalti che consentono chiaramente una migliore sicurezza, ma una garanzia di manutenzione costante del sedime stradale, tale da comunque nel tempo ridurre il valore della spesa pubblica, perché se manteniamo in maniera costante chiaramente evitiamo poi di dover fare lavori più pesanti in tempi ovviamente più lunghi. Oggi finalmente qualcosa di importante. Allora, un progetto sì, che forse a livello di dimensione non è un grande intervento, ma è un intervento che la gente sia di Medea sia di Chiopris voleva fortemente. Una messa in sicurezza di un incrocio molto, diciamo, frequentato dalle persone dei due paesi, che aveva la necessità di essere messo in sicurezza proprio per la sua conformazione. Quindi una messa in sicurezza è un'indicazione seguita un'indicazione anche dei nostri cittadini che, appunto, come ho detto un attimo fa, volevano fortemente questo intervento. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.